L'attività dell'intergruppo per il sì al referendum di separazione tra Venezia e Mestre entra nel vivo della sua attività, un fronte bipartisan che coinvolge politici di destra, di centro e di sinistra, mondo dell'associazionismo, veneziani e mestrini. Si parte lunedì pomeriggio al Candiani con l'economista Francesco Pontelli, il filosofo Stefano Zecchi e il vicepresidente della regione Gianluca Forcolin. Noi stiamo facendo dei momenti di discussione a favore dell'informazione e stiamo sopperendo a quella mancanza del comune, perché è l'amministrazione, il comune che deve informare adeguatamente i propri cittadini per metterli in condizioni di decidere. Nonostante gli annunci di stampo contrario, poi, qui è opinione diffusa che il comune la campagna elettorale la stia facendo e come. Mi pare che non faccia campagna, la campagna va avanti giornalmente, ogni giorno c'è qualche articolo o di qualche appartenente alla giunta, se non del sindaco addirittura, o di persone che comunque dicono di non andare a votare, e questo non va bene, oppure di votare contro la separazione. Il referendum viene inteso non contro qualcuno e più che per la separazione come un voto per creare due comuni autonomi più vicini ai cittadini e in dialogo tra loro. Sicuramente questo referendum non è contro questa amministrazione, infatti lo dimostra il fatto che le firme sono state raccolte ancora quando nel 2013 la giunta era diversa, c'era Orsoni, oggi c'è Brugnaro. Invita ad andare a votare per il referendum, comunque la si pensi, anche la lista Casson. I territori del comune di Venezia, si legge in un comunicato, avvertono un disagio che assenza di rappresentanza e partecipazione, in presenza di problematiche e criticità che si vanno acuendo, parole che potrebbero far pensare ad un sì del senatore al referendum. L'aria è cambiata, molta parte della sinistra sta rivalutando le proprie posizioni e credo che questa volta ci sia da parte della sinistra un forte invito al voto.